Sicuramente il turismo sta andando bene, ce lo dimostrano i dati dei primi mesi del 2024, le colline si confermano ancora una volta, come già nel 2023, la destinazione turistica che cresce di più in Veneto e soprattutto la destinazione dove cresce di più la presenza di turisti stranieri, nei primi 8 mesi dell'anno più 24,5%, con oggi addirittura una quota attorno al 60% di presenze straniere provenienti un po' da tutti i paesi, non soltanto dall'Europa ma anche da fuori il nostro continente europeo. Questo significa che ciò che ci dobbiamo aspettare in futuro sicuramente è che si continui ad andare in questa direzione che peraltro noi abbiamo cercato di intraprendere con la serie di iniziative anche di carattere internazionale che stiamo realizzando, perché siamo consapevoli del fatto che se da un lato dobbiamo continuare a mantenere quella che è la coscienza dei nostri abitanti, dei nostri cittadini e il loro senso di appartenenza che diventa fondamentale per la tenuta di queste colline, dall'altro è importante invece avere il turista straniero perché ci garantisce una destagionalizzazione delle presenze e soprattutto una presenza per più giorni, quindi quei 3-4 giorni canonici che portano valore aggiunto a 360 gradi e anche valore aggiunto economico.